Häusler, tedesco, che ha realizzato una versione molto carina, molto bella, un po' piccolina appunto, e poi dopo appunto questo ha preso il via. Questa rivoluzione dell'F9 è convertibile, anche poi campi americani viene usato questo Dromader per la grande capacità di portare peso ovviamente per aiutare questa grande apertura alare serve allo stop. Che passa del giro in giro e riprende molto bene, un'ottima turbina affidabilissima, la ripresa di questa turbina e va via molto bene. Eccolo che si presenta, ha tratto anche il sostentatore là, il flap. Se non vedo male, se non vedo visto, sì, eccolo, guardatelo come quanto lunga, è bravissimo, eccolo, complimenti. Quindi è sicuramente collaudatissimo e soprattutto il motorino viene da molto bene. Eccolo che scappa. Dentro il carrello, il post tricetore acceso. Eccolo qua, toccato a terra. Bravo, bravissimo. Complimenti.
Totti, esatto, bravo. Eccolo che porta all'atterraggio, guardate, è un po', è lungo, eccolo qua che ha toccato finalmente, bravo! Ogni giorno. Alessandro Torri fa vedere questo bel sicuro 2 metri e 80 di sicurezza e 2 metri e mezzo di apertura che non è Alessandro Torri, c'è da dire che è il titolare della per modellismo, quindi centraline, varie cose, elettronica per modellismo, quindi poi che garage, anche la garage, non stanno scivolando, guarda nel film, già guardatelo che splendido passaggio.
Bacher John. Ed eccolo, guardatelo come tocca, ma che bravo, bellissimo, bellissimo, complimenti. Sì, Walter in moto. No, no,